qui in centro. Rieccoci nell'ultima parte di Primo City Pares, appuntamento da mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, vedete il tema in questa seconda parte del CICAP, soprattutto ci teniamo a ricordarlo in presenza perché l'anno scorso non si è potuto fare, quest'anno per fortuna ritorna in molti luoghi di Padova, allora andiamo a vedere proprio il video istituzionale del CICAP e poi ne parliamo con gli ospiti. Prego. Ecco, abbiamo visto il video istituzionale, proprio il tema è navigare nell'incertezza. Da dove nasce questa tematica? Lo chiedo ad entrambi, inizio per dovere alla dottoressa Daniela Ovadia. Nasce dal fatto che usciamo da un anno e mezzo di incertezze, come dicevamo poco fa, in cui abbiamo visto che anche nella scienza esiste l'incertezza, esiste so, non so, arrivano nuove informazioni e quindi ci siamo chiesti davvero l'incertezza è sempre negativa? Davvero essere incerti è qualcosa che noi non possiamo tollerare. In realtà, se ci pensiamo bene, se non ci fosse l'incertezza, non avremmo neanche la voglia, la curiosità di andare avanti e cercare cose nuove e studiare cose nuove. Se esiste la scienza è perché siamo incerti su certe tematiche e andiamo a cercare di scoprire cosa c'è dietro. E lo stesso succede nella nostra vita, quindi abbiamo cercato di capire come facciamo, come ci comportiamo noi esseri umani quando dobbiamo prendere delle decisioni in situazioni incerte. Succede continuamente nelle cose quotidiane, succede anche a livello generale, come abbiamo visto quando bisogna prendere decisioni su come gestire una pandemia, succede quando dobbiamo investire i nostri soldi in economia, per esempio, li investiamo, non li investiamo, come funzioniamo noi e come gestiamo queste incertezze e che cosa la scienza può dirci per aiutarci a capire come vivere l'incertezza in modo positivo. E come possiamo? Mi aiuti così? Beh, il nostro cervello fa fatica a gestire l'incertezza perché dietro l'incertezza c'è quello che si chiama calcolo delle probabilità. Per esempio, quando lei va in banca e deve decidere come investire i suoi soldi, oppure come farmeli prestare. O come farseli prestare, la persona che le parla cerca di dirle guardi il mercato sale, il mercato scende, ma non c'è una certezza, sono andamenti, no? Le dice sta salendo, potrebbe scendere e lei deve rapidamente calcolare se le conviene fare quell'investimento o no. Questo succede tutti i giorni nella nostra vita, anche per esempio la mattina, come mi vesto, potrebbe piovere o no? Guardo le previsioni e le previsioni mi dicono 70% di pioggia e 70% no. Ma il vestire si fa in funzione di se stesso o degli altri? Si fa in funzione di se stessi, di quello che si sa e anche del tempo, per esempio della percentuale di rischio di bagnarsi. Anche lei quando si veste per essere felice lei oppure per far vedere agli altri come si è vestita? Ambedue le cose, ma guardi che è una bella... Qual è la predominante? Nel mio caso... non è suo, però dico a lei perché qui per qui dipende molto dalle persone, per questo che le dico che nelle scelte, nell'incertezza, sul piano degli studi di psicologia, noi sappiamo che ogni persona dà un peso diverso ai fattori che influenzano le cose. Non è che si fa molto in funzione degli altri?
Beh, dipende, cioè, ci sono persone che sono assolutamente impermeabili all'opinione degli altri. Può essere anche questo un modo per far vedere agli altri? Beh, certo, può essere anche questo un modo di mostrare la propria personalità, però è un modo per dire che davanti alle scelte della vita ognuno di noi si comporta in modo diverso. Poi quando tornano, specialmente le donne che tornano dalle vacanze estive, che hanno preso il sole al mare, che sono innamorate del sole, di solito hanno due colori, il bianco e il nero, perché si nota moltissimo la bronzatura e quindi lo si fa, presumo, per far vedere agli altri, come anche certi uomini ovviamente, quindi per dire che molte cose si fanno proprio in virtù degli altri e per gli altri, o egoisticamente o magari anche per generosità, chi lo sa, in questo caso magari egoisticamente. E il navigare nell'incertezza? Navigare nell'incertezza è proprio quello che facciamo. Come Polidoro, dice. Tanti anni che lo vedo sempre uguale. Sì, magari. Beato lui, sono d'accordo con lei. Io l'ho visto tanti anni fa, lo rivedo sempre uguale. Magari. Io mi guardo allo specchio e dico, sto diventando vecchio. Che poi dico, mi dà anche fastidio diventare vecchio, lo sa? Ah sì? Sì, mi dà noia. Beh, però c'è mi tutta dà l'esperienza. noia, poi per una seconda considerazione, che il mondo intero nel campo lavorativo e nella vita sociale dicono, ah beh, sei vecchio ti mettiamo da parte, e invece non sanno che poi tutti diventano vecchi, e io dico, quando uno è bravo da giovane è bravo anche da vecchio, non avrà l'energia da giovane ma l'esperienza. E però delle volte il vecchio, perché è vecchio, ma diventiamo tutti vecchi, e la gente deve capire. Se siamo fortunati sì. Se siamo fortunati esatto. sì, e la gente deve capire anche questo, però fa fatica a capire anche questo. Proprio vero. E questa è una delle tante incertezze della nostra vita con cui dobbiamo convivere, quindi prepararci anche a queste incertezze è un modo per navigarle, insomma, no? Per prepararsi. E il tema quindi che attraversa un po' tutto il festival da tanti punti di vista sarà proprio questo, cercare di individuare degli strumenti per navigare. Quando organizzate un evento importante come questo, Polidoro, da chi nasce l'idea di prendere la tematica? Ne parlate assieme con molte persone, c'è praticamente un gruppo di lavoro che decide il da farsi, la strategia? Ne abbiamo parlato proprio insieme ormai quanto tempo fa? Quasi un anno? Un anno. Ci vuole un anno per mettere insieme un festival come certo. questo, e si individua un tema che ci sembrava appunto di attualità, ma non necessariamente legato a quel momento, perché l'incertezza appunto è una cosa che ci accompagna da sempre. E poi... No, mi piace l'incertezza della banca che ha detto l'autoressa, quella mi piace, quella sulla salute un po' meno, vorrei averne un po' meno di incertezze sì, di magari. Esatto, tutti. C'è qualche altra, l'ultima volta che è venuto a trovarmi Polidoro mi ha raccontato anche degli aneddoti, delle storie che avete messo proprio sul tavolo, che sono state scoperte. Me ne può ricordare qualcuna in particolare? Perché non le ricordo. Ce ne sono state tantissime. È passato tempo, sono passati 2 anni, dunque non le ricordo, però so che mi aveva raccontato qualcosa che siete tramite appunto il CICAP è riuscito... Il CICAP ancora oggi viene contattato da persone che pensano di avere delle facoltà paranormali, no? Pensano di poter prevedere il futuro, per esempio, pensano di poter vedere attraverso gli oggetti, attraverso i mobili, le pareti, di poter volare, ecco. Ogni tanto ci capita ancora oggi, lo facevamo molto di più 30 anni fa, ma ancora oggi ci capita ogni tanto di fare delle verifiche su queste persone che in buona fede pensano di avere queste facoltà. Quello che succede, che scopriamo solitamente, è che forse non hanno indagato o verificato come si deve. Faccio un esempio. La Madonna che piange, che per ne esempio so. quelli. Un esempio molto semplice ma che fa capire, no, come a volte nascono queste credenze sbagliate. Una signora era convinta di poter mummificare degli oggetti o comunque delle cose naturali come delle uova. Lei imponeva prendeva un uovo in un piatto, imponeva le mani e poi diceva: vedrete che si mummifica perché dalle mie mani esce un'energia misteriosa che li trasforma. Dopo una settimana ci portava queste uova che si erano seccate completamente, non erano marcite, non avevano cattivi odori, e lei diceva: quindi questa è la prova che io ho questi poteri. Come possiamo verificare che cosa esce di preciso dalle mie mani? Allora la domanda che fa il CICAP è:
prima di verificare se esce qualcosa dalle mani della signora, cerchiamo di capire che cosa sta succedendo, se c'è davvero qualcosa di strano, perché a me non era mai capitato, a nessun altro di noi era mai capitato di rompere un uovo e lasciarlo in un piatto per una settimana, ma che cosa succede se lo facciamo? Quindi abbiamo preso 10 piatti, abbiamo rotto 10 uova in tutti questi piatti, uno l'abbiamo dato a questa signora che era il campione, come si dice in gergo scientifico, il campione da trattare, no? Lei imponeva le mani, gli altri erano i campioni di controllo. 9 uova aperti, 9 piattini lasciati lì all'aria aperta a vedere cosa succedeva. Dopo una settimana, quando siamo tornati a controllare, l'uovo dove la signora aveva imposto le mani era come tutti gli altri che lei aveva visto in passato. Diceva, vedete, si è seccato nuovamente, quindi dalle mie mani esce qualcosa. Però le altre 9 uova che erano rimaste semplicemente su un tavolo e nessuno le aveva neanche guardate, erano identiche a quello della signora. Cosa voleva dire? Che se rompi un uovo e lo lasci in un piatto si disidrata. E a volte però ci si inganna proprio perché non si sa fare... Finché si è in buona fede ci può anche stare. Esatto, finché esatto. si è in buona fede uno può anche starci. E invece quelli che arrivano, gli UFO che arrivano, avete mai fatto gli studi? Ci sono, non ci sono? Sì, abbiamo incontrato persone che sostengono di aver visto, che è plausibile, no? Vedere qualcosa in cielo che non ci si riesce a spiegare. La sigla UFO oggi viene purtroppo associata agli extraterrestri, agli omini verdi, ma la parola UFO vuol dire Unidentified Flying Objects, cioè oggetti volanti non identificati, che oggi il cielo è pieno di oggetti volanti che non riusciamo a identificare, tra droni, aerei militari, c'è di tutto che vola e che noi non riusciamo a dire, ah, quello lì guarda deve essere un F-117, ma che ne so io che cos'è, una cosa strana che vola e potrebbe essere qualunque cosa. E tante persone quindi si convincono, ma deve essere un Ma UFO. secondo voi invece sono sempre oggetti che sono lì tramite la mano dell'uomo, insomma? Più che secondo noi, che la nostra opinione può lasciare il tempo che trova, secondo gli esperti, gli studiosi che nell'aviazione o che comunque anche in ambito militare cercano di studiare, e ne abbiamo sentito parlare tantissimo anche quest'anno negli Stati Uniti, si è cercato di indagare una serie di avvistamenti per i quali non è stato possibile raggiungere una conclusione, no? Perché c'è anche il rischio che siano degli oggetti che arrivano da potenze straniere, nemiche, che vengono a spiare, che vengono potrebbero essere pericolosi, quindi l'interesse dei militari sicuramente c'è in questo Questo campo. permette a chi studia, chi è all'interno del CICAP di anche trovare delle persone che sono un po' dei furbacchioni, insomma, possiamo definire, perché chi lo fa ingenuamente è comprensibile, chi lo fa a scopo di fare del male agli altri per poi guadagnarci sopra e ne scoprirlo è una bella cosa, o no, dottoressa Daniela? È così, ma i truffatori ci sono in tutto, ci sono anche quelli che truffano nell'ambito della scienza, a volte per fare soldi, a volte per mettersi in bella mostra, no? Per diventare fenomeni chiamati in giro a raccontare cose non vere, quindi è ovvio, ci sono degli interessi spesso dietro queste cose, ci sono appunto anche le persone in buona fede che sono convinte di qualcosa che non riescono a dimostrare, e queste sono le persone con cui bisogna parlare, perché ovviamente il truffatore non lo si convince del fatto che sbaglia, lo fa apposta, invece le persone in buona fede sono quelle con cui bisogna parlare, a cui bisogna, come la signora delle uova, quelli a cui bisogna spiegare e anche dimostrare, come ha fatto il CICAP con l'esperimento delle 10 uova, perché si stanno sbagliando, perché non è il caso di credere in qualcosa che è falso. Nel caso della signora delle uova non faceva del male a nessuno, ma si immagini se per esempio questa signora si convincesse, ed è capitato, che da questo suo potere magico, oltre che seccare le uova, può seccare, che ne so io, i tumori delle persone. Abbiamo avuto dei casi così, no? Che impongono le mani e magari convince qualcuno che è davvero malato a non curarsi con le cure scientifiche, ma a farsi imporre le mani. Lì c'è il problema, lì una credenza che a livello individuale possiamo considerare quasi una cosa innocua, pazienza, non togliamole la sua illusione di essere magica, però dietro una falsa magia ci può poi essere un danno. No, però delle volte noi abbiamo, il soggetto umano ha delle sensazioni che poi si avverano. Io nella mia vita piccole cose non sono mago, però pensavo, ma potrebbe accadere quello, non nelle cose eclatanti, però delle volte accadeva anche
è quello, quindi magari all'interno abbiamo qualcosa di, che ne so, chiedo una domanda, perché sì, non lo so. Quella è una Potrebbe possibilità, essere... l'altra possibilità è che noi cogliamo dei dettagli, dei particolari che ci fanno giungere a delle conclusioni, senza rendercene conto immaginiamo come potrà andare perché già ci è successo qualcosa di simile in passato, quindi diciamo secondo me succede questa cosa e poi succede, non è tanto una cosa paranormale, è che il nostro cervello riesce E la scaramanzia è una cosa paranormale o è una cosa... La scaramanzia è un istinto di sopravvivenza sul piano evolutivo. È scaramantica? Devo dire di sì, anche se sono... Qual è la cosa che fa di consueto per essere scaramantica? Guardi, per esempio, Se me la può dire, tutta l'università andavo agli esami con un foulard della nonna che me l'aveva regalato. Lo so benissimo che non c'è niente di... sono una scienziata di formazione, però quella cosa... Ne portava bene. Poi più che portava bene avevo la convinzione che in qualche modo la nonna fosse lì con me a proteggermi. Lo so che non è razionale, ma tutti noi abbiamo gesti di questo genere, no? Finché sono innocui, perché no? Io stavo meglio e ricordavo la nonna. Il foulard ce l'ho ancora, adesso che mia figlia vuole fare medicina glielo passerò. Glielo passerà, anche glielo porterà. Nel titolo, mentre parlavo con lei, alle sue spalle c'è il monitor che indica appunto la locandina del CICAP e sotto leggevo, cioè con il dubbio è distante come bussola per tornare a rivedere le stelle. sì. Che la Io vedo speranza... sempre una stella, ma è Marte quella che si vede, quella luce... Venere, Marte potrebbe essere, non si sa, sì. perché non mi dicono, io vedo sempre quella luce, a un certo punto inizialmente pensavo fosse un aereo, poi un UFO, poi la vedo costantemente, vado in Sicilia la vedo, vado in Sardegna la vedo, vado di qua, ho detto c'è qualcosa, e sì, mi hanno detto che è Marte. Potrebbe essere. Potrebbe essere Marte. Sì, Per ritornare, Polidoro, cosa vuol dire con il dubbio come bussola? Il dubbio è proprio l'ingrediente alla base del metodo della scienza, cioè il non partire da certezze assodate, no? Farsi domande, chiedersi come staranno le cose, andiamo a vedere, andiamo a verificare, perché se non vai a vedere, lo sapeva Leonardo 500 anni fa, no? Che non bisognava avere certezze. Come noi giornalisti diciamo oggi escono molte notizie su internet e nel web, però verificatele perché qualcuno ha il dubbio che non siano come molte, non sono veritiere. Assolutamente, tante volte purtroppo ci lasciamo abbindolare proprio perché... Ma e poi i puntini per tornare a rivedere le stelle? Questa è la speranza che tutti abbiamo, no? Poter tornare, ed è una citazione chiaramente che rimanda a Dante Alighieri e alla Divina Commedia, quindi speriamo di tornare a vedere le stelle perché quest'anno, come sapete, sono 700 anni. Si ritornerà a rivedere le stelle? Io sono convinta che si tornerà a rivedere le stelle. Che un mondo è cattivo, difficilmente riusciremo a rivedere le stelle, nemmeno il CICAP ci riuscirà. No, io invece io non credo affatto che il mondo sia cattivo, anzi credo che l'umanità mediamente... I giorni d'oggi, le guerre, quello che succede in Afghanistan, quello che succede in tanti paesi non ci dà l'incertezza, ci dà invece una certezza che il mondo è ancora cattivo. Allora, l'essere umano ha degli istinti cattivi certamente, però li mitiga con la ragione, no? E in realtà noi oggi abbiamo la percezione... E lo sa perché è colpa sua, lo sa perché l'ha detto prima, perché è colpa dei soldi, perché vanno nelle banche e tutto succede e nasce per colpa dei soldi. Però sa una cosa che sto per scherzando, esempio... non è colpa sua, ovviamente. Mi permetto di fare una battuta così. Ma ha perfettamente ragione, però una delle cose che appunto si possono guardare con occhio scientifico è noi oggi siamo molto colpiti per esempio dalle guerre, perché abbiamo i mezzi di informazione e quindi quello che succede in Afghanistan entra nelle nostre case. Qualche tempo fa, anche solo un secolo fa, non era così immediato, quindi abbiamo un'impressione di un mondo costantemente in guerra. In realtà, per esempio, gli studiosi di scienze politiche ci dicono che mai il mondo è stato in pace come negli ultimi secolo. Mi scusi se mi permetto, è vero, però è anche vero che hanno tempi diversi dove non c'era una comunicazione come l'attuale, dove 50 anni fa, 100 anni fa ci saranno state tante guerre e non si sapeva che c'erano. Oggi si sa tutto di tutto e tutti e l'intelligenza umana dovrebbe cominciare a far evitare che ciò accadano e invece non è così, anzi. Non è così, sono tempi diversi,
completamente tempi diversi. Assolutamente, però mediamente, cioè se guardiamo ai numeri, ci sono guerre anche molto più pesanti perché abbiamo delle armi molto più sviluppate, nello stesso tempo, per questo le dico non credo che l'umanità sia cattiva, nello stesso tempo abbiamo sviluppato degli strumenti di intervento internazionali non sufficientemente efficaci, ma rispetto a un secolo fa quando non c'erano, oggi abbiamo capito che dobbiamo lavorare per vivere in pace, dobbiamo lavorare. Il lavorare è giusto, solo che ho la sensazione che il lavorare vuol dire tempo vuol dire gente che verrà uccisa, gente che dovrà subire atrocità enormi, e poi mi ricordo, mi dicevano tanti anni fa in Cina vivevano con un pugno di riso, ora anche loro vogliono il caviale. E così fra 100 anni magari anche nei paesi africani cambierà il mondo, però fra 100 anni e per 100 anni chissà quante ne vedremo di brutte cose, questo magari che tramite la comunicazione, tramite il CICAP, tramite tante buone persone dovrebbero essere evitate. Non cerco di fare buonismo, certo, però insomma... come dire, il problema è che nessuno ha la bacchetta magica, che quindi è un processo che va avanti, per fortuna i dati ci fanno essere ottimisti, ma non è una cosa che cambia dall'oggi al domani. Da quanti anni è lei, Daniela, nel CICAP? Guardi, solo da 2 anni in realtà ho come cominciato... mai è entrata? Veramente mi hanno chiamato loro, ma ho sempre avuto... È stato Polidoro chiamarla? Sì, ma ho sempre avuto grande simpatia per loro, li seguivo da fuori come spettatrice e poi 2 anni fa mi hanno chiesto di aiutarli. Vuole venire all'interno? Lei ha detto subito sì, immagino. Certo, sì. Sono contentissima, anzi mi hanno fatto un grande onore. Polidoro ha un potere di convincimento con il suo, è vero, no? Cioè, riesce poteri a convincere magici, certo. Nei progetti, nei programmi futuri, Polidoro? Per quanto riguarda il CICAP ovviamente. Beh, insomma, adesso cerchiamo di portare a casa questo festival che è molto impegnativo. Ma di solito quando si arriva in questo momento vuol dire che il lavoro è già stato svolto, sì, diciamo, si deve guardare già al futuro, no? Abbiamo tantissime iniziative con il CICAP che portiamo avanti in tutto il territorio, tra l'altro, ma una di quelle a cui teniamo di più naturalmente è rivolta alle scuole, ai ragazzi, perché noi siamo convinti che sia importante dare proprio ai ragazzi gli strumenti critici per capire da subito, no, come funzionano le cose e guardarsi da Ma i ragazzi d'oggi sono più scaltri di noi? Secondo me sì. Cioè capiscono se qualcuno li vuole truffare prima oppure sono anche ingenui, innocui? Sono ragazzi, però sono sicuramente più svegli di come magari potevamo essere noi. Sì, il nostro periodo, sì, quindi ovviamente con l'aiuto anche del CICAP. Speriamo. Insomma, sicuramente sì. Ecco, c'è un interesse da parte dei giovani per sì, questo evento? Questa è la cosa bella, e un festival come il CICAP Fest proprio attira tanti ragazzi, tanti giovani, che ci porta in tante modalità, diciamo così, un coinvolgimento, anche perché noi abbiamo incontri rivolti ai ragazzi per i laboratori, per i workshop, ma ci sono anche incontri divertenti dove ci sono prestigiatori, illusionisti che insegnano a creare magie e a far capire come è facile farsi ingannare. È stato fortunato, non ho trovato cucchiaino. È andata bene. È andata bene al di là di tutto. Va bene, siamo in chiusura, deve essere stata una bella puntata. Ricordiamo allora che inizia tutto venerdì, il punto stampa dove possono chiedere informazioni a San Gaetano, sì, certo, a Padova, il punto di Alchinate, o possono, come vedete, andare nel sito, se la regia può mandare in onda anche il sito del CICAP per vedere tutti gli eventi, che in questi 100 eventi che si svolgeranno a Padova, iniziando proprio da venerdì, e sicuramente tutti straordinari, tutti da vederli. Ovviamente non si potrà, però potete scegliere. Molti saranno anche online, molti li trasmetteremo in streaming, li registreremo e poi li renderemo disponibili sui social del CICAP Fest. Ecco qua. Ecco, vi ricordo che noi poi seguiremo come televisione tutti i giorni, avremo i collegamenti in diretta dal punto stampa del San Gaetano con ospiti del CICAP per raccontarvi questi 3 giorni straordinari di questo evento che si svolge a Padova, con un protagonista sempre anche il segretario nazionale Massimo Polidoro, che si dà davvero da fare per il successo di questo evento, e come mi sembra negli anni, tranne l'anno scorso per i motivi. Pensa che l'anno scorso abbiamo fatto tutto in digitale. Ma ero convinto, prima ho detto, ci siamo visti che l'anno scorso qui, perché ero convinto che non è andato, sì, però fosse andato online e via discorrendo, invece non era successo. È andato online, ma noi ci eravamo visti l'anno prima. L'anno prima, come passano gli anni velocemente, per quello ho detto è rimasto sempre uguale. Va bene, io ringrazio Massimo
Massimo Polidoro, segretario nazionale CIPCA, grazie di essere stato con noi. Ringrazio anche la dottoressa Daniele Ovadia, coordinatrice scientifica del CICAP Festival. Davvero grazie a tutti e due, buon lavoro per questi 3 giorni intensi che vi aspettano a Padova. E invece do appuntamento a mercoledì prossimo per un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte.